Cominciamo a parlare in questo. Vabbè. Dunque cominciamo sono molto onorata e ringrazio gli organizzatori e anche l'amica Sabine per avermi invitata a fare una presidenza in un convegno su un argomento che conosco da anni, anche alcune persone che devono parlare, e sono molto contenta di vedere che ci sono tanti giovani anche che sono integrati tra gli organizzatori e i relatori. E io torno appena da Parigi, dove ero per un convegno, ovviamente, sulla diplomazia culturale nel Settecento, e dove ho parlato delle feste e dell'uso che ne facevano gli ambasciatori a Roma, che l'ambasciatore faceva un dono, un'offerta di una festa, la performance, e aspettava in ritorno la notorietà, ovviamente, ma anche c'erano gli altri ambasciatori che sulla scena europea che era Roma davano anche delle feste in un'espressione della rivalità politica e artistica, ovviamente. Dunque visibilità della festa, di suoi comitati e quindi l'uso politico della festa come strumento di comunicazione. In questo convegno di oggi e domani, ma io parlo specialmente di oggi, consideriamo l'Italia come campo di ricerca, la festa come arte dell'effimero, ma un effimero che ha una certa durata, e come ho sentito appena, il tempo è molto importante. Anni fa avevo creato una rivista di ricerca sul tempo e dunque sono molto sensibile a questo argomento. Il tempo della performance, ma anche i prolungamenti con le relazioni e le immagini che il più spesso erano fatte prima dell'evento e distribuite in dono, un'offerta anche questa volta. E anche i prolungamenti, come si è detto quando Sabina ha parlato di sperimentazione, il prolungamento di queste feste nell'architettura perenne. Dunque, oggi relazioni su diverse città d'Italia, Roma e altre, su diversi tipi di decorazioni, ornamenti effimeri, in luoghi diversi, i modelli e l'eredità di Roma, antica, cristiana e la modernità barocca, se si può dire così. Le diverse occasioni di feste, diversi apparati, grandi e piccoli, dall'arco trionfale nello campo pubblico, nello spazio pubblico, o i catafalchi nelle chiese, fino ai trionfi di tavola, piccoli ma importantissimi, per i ricevimenti privati. Dunque i committenti, gli artisti, i tecnici, da non dimenticare, che erano molto importanti, al lavoro per queste creazioni festive che erano costosissime. La festa del 1634, per esempio, questo grande torneo sulla Piazza Navona che ho studiato tempo fa, si dice che aveva costato il prezzo di un piccolo palazzo, per dare un'idea. E dunque cominciamo con Marcello Fagiolo, che è già stato presentato da Francesco Moschini, dunque che posso aggiungere che lui è un grande ricercatore in questo campo, ma anche in altri campi dell'architettura, di Bernini, che lui ha fatto tantissimi scritti, libri, ha curato anche delle collane intere, ha creato delle riviste, e anche direttore di questo centro studi sull'immagine di Roma, questo che è una cosa, un luogo molto di animazione scientifica molto intenso. Dunque ti lascio la parola perché così. Devo ricordare, mi è stato detto di ricordare che i relatori hanno 30 minuti per parlare,
si fanno un po' di più e ci sarà meno tempo per la discussione. Ecco, a te la parola. La verità è che non volevo partecipare a questo convegno, perché questo convegno è per i giovani ricercatori che ormai ho dato in passato. Abbiamo trovato una formula di compromesso per cui mi hanno pregato di parlare comunque a introduzione per raccontare o ricordare qualcosa di quello che è stato fatto in questi ultimi 40 anni nell'ambito dell'architettura e delle arti delle feste e della festa delle arti. Avevo dato un titolo ambivalente. Cominciamo con il giubileo del 1650, la festa in Piazza Navona, diretta da Carlo Reinaldi, per gli spagnoli, in un carnevale che doveva costituire l'aspetto sacro accanto a quello più scatenato civile. È un anno in cui è una cerniera tra quello che c'è stato prima e dopo in Piazza Navona. Sullo sfondo si intravede la fontana dei fiumi, che era allora un cantiere, e come accade a volte anche oggi, i cantieri vengono recintati in forme effimere con immagini, e qui è un'immagine alla grande in cui intorno alla fontana dei fiumi, che sarebbe stata inaugurata l'anno dopo, il castello, l'incastellatura è il castello di Castiglia, il castello di Spagna. Siamo arrivati al momento in cui Piazza Navona, stadio di Domiziano, si credeva allora che fosse un circo, viene ricostruita come circo sacro in memoria del cosiddetto sangue versato dai martiri cristiani. Qui sono tutta una serie di temi che troveranno luogo proprio nella inaugurazione, dopo l'inaugurazione della fontana, per esempio il famoso lago di Piazza Navona, l'allegamento festivo che, come ha ipotizzato mio fratello Maurizio, come ho dimostrato poi dopo dopo, viene creato proprio da Gian Lorenzo Bernini. Si tratta di una delle grandi feste in Piazza Navona che reinterpretano la natura di questo circo, che diventa circo sacro, ma la assumiamo come immagine iniziale anche per dare un'idea della sintesi, della somma di tutte le arti. E qui bisogna ricordare che Carlo Reinaldi è non soltanto architetto, ma è anche un musicista. Abbiamo fatto eseguire alcune sue opere in occasione degli ultimi convegni sulla festa che è stato ricordato e su Roma barocca. Nella piazza abbiamo disposti 7 cori, in particolare 6 lungo il perimetro e 1 al centro, e lo spazio, diciamo, per i cantanti è anche in questi colossali padiglioni effimeri, 2 archi di trionfi dedicati a Cristo e alla Madonna, e c'erano ben 82 musici fra mastri di cappelle, voci e strumenti. È un tema questo che dà l'idea di come la festa delle arti, le arti della festa, come dicevo nel titolo, una chiave per interpretare questa opera d'arte. Uso il termine che Burckhardt usava per definire lo stato rinascimentale come opera d'arte, in cui partecipano i grandi operatori artisti, i poeti, i musicisti, gli intellettuali e anche i due tipi di pubblico, il pubblico aulico, aristocratico, delle gerarchie religiose, e il pubblico popolare che veniva tenuto a bada in una sorta di recinto. C'è un'opera d'arte che viene creata da un concerto di diversi artefici,
capomastri, pittori, scenografi, argentieri, doratori, intagliatori, cartapestai, lo leggo se non dimentico qualcosa, stuccatori, plasticatori, fuocaroli, argentieri, carpentieri, falegnami, mastri d'ascia, fabbri, tappezzieri, sarti, ricamatori, maestri di corami, ceraioli, i fuochi, le candele, pasticceri, maestri d'armi, artiglieri, giardinieri, danzatori, cantanti, musici, orchestrai, eccetera, eccetera. In alcune feste vengono chiamate alla ribalta tutte le arti che concorrono a questa festa. Dopo questo exemplum vi mostro le copertine di questi libri fondativi di Maurizio Maggiolo e Silvia Carandini, l'effimero barocco, in 2 puntate, una sul catalogo delle feste dal 1600 al 1700, Maurizio ci teneva a non andare né al di là né al di qua di questo periodo, e l'altro sugli studi, la società della festa, committenti, luoghi, occasioni, organizzazioni, pubblico. Ci sono la serie di tematiche che hanno fatto di questo libro, come diceva Moschini, un classico anche nella sua controversa fortuna. 3 anni dopo, in occasione delle celebrazioni medicee, vedeva la luce questo libro che studiava 2 elementi dell'arte del Cinquecento, del manierismo soprattutto, l'effimero e il giardino, trovando anche alcuni elementi di contatto, e sentiremo anche in alcune comunicazioni successive la presenza del giardino nelle feste, la presenza di fontane. I collaboratori costituivano una spola che impostava un modo anche di vedere, diciamo, innovativo, perché abbiamo puntato molto, allora stavamo nella facoltà di architettura dell'Università di Firenze, non soltanto sull'analisi delle feste dal punto di vista storico o dell'analisi delle immagini legate alle teste, ma anche sulle ricostruzioni di tutti i generi, dall'impianto urbanistico della festa fino ai singoli elementi degli apparati. Allora il tema era quello dei medici, per cui un esempio è quello della grande festa del 1589 per l'ingresso trionfale di Cristina de Lorena, che veniva a sposare il ex cardinale Ferdinando de' Medici, che qui a Roma ha realizzato la Villa Medici, che poi lascia la tiara per assumere la corona granducale. Questi apparati costituiscono una chiave di volta per la quale Firenze diventa una delle capitali mondiali della festa. I fiorentini sono all'avanguardia per la loro creazione ed esigono in alcuni casi il posto d'onore, e ci sono delle contese fra diverse nazioni. Per esempio, in grandi feste a Firenze i fiorentini ci tengono molto a essere il primo posto del cerimoniale, prima ancora di importanti nazioni straniere al di là dell'Italia. C'è una esibizione di ricchezza e complessità di apparati che si snodano. Qui ci sono ben 8 apparati diversi, dall'ingresso nella porta al Prato fino al Palazzo della Signoria e al Duomo, dove vengono celebrati i fasti sia della Chiesa fiorentina che dei Medici. Un esempio di questi apparati, per il quale abbiamo la fortuna di avere un'immagine abbastanza eloquente, ma che abbiamo poi restituito nei suoi vari elementi, queste opere urbanistiche. Questo è uno snodo che consente poi di virare lungo il percorso verso la Piazza della Signoria, dove le descrizioni ci consentono di individuare tutte le scene che vengono rappresentate. Allora elaborai grazie a giovani allora come Anna Maria Testaverde,
uno studio comparato di queste diverse feste. Qui ci sono 6 feste diverse dal 1418 al 1589, e studiando questi percorsi mi resi conto che si circumnavigava intorno all'antico castrum di Florenzia, di Cesarea, costituendo una sorta di rifondazione simbolica della città antica, che riviveva nelle feste e nei fasti della corte medicea. In queste 6 feste cambiano i punti di ingresso in relazione alle provenienze dei diversi ospiti illustri. Negli anni 90 abbiamo lanciato nel Centro di Studi sulla Cultura e Immagine di Roma una grande avventura, l'Atlante del Barocco in Italia, che è dedicato a tutte le regioni del Barocco e anche a una serie di temi, come vedremo, un'opera in cui partecipavano una quindicina di università, politecnici, una quindicina di sovrintendenze, ma soprattutto quello di cui sono più orgoglioso, la serie dei centri di studio che si erano costituiti da poco, come l'Istituto Zorzi per gli arti dello spettacolo a Firenze, di cui sono stato anche vicepresidente, o l'Istituto Rossa per l'Arte Lombarda, ma soprattutto una serie di centri di studi che si sono formati intorno al Centro Studi sulla Cultura e Immagine di Roma come rete, come catena di centri studi sul Barocco in diverse regioni d'Italia. Qui leggiamo Genova, la Toscana, Umbria, Napoli, Lecce, Calabria, Siracusa, e anche fuori d'Italia nella Università di Malta. Accanto ai libri su regioni e superregioni, la serie per l'Atlante tematico del Barocco in Italia prevedeva il sistema delle residenze nobiliari, a cui abbiamo dedicato 3 volumi, e soprattutto quello che interessa a noi, la serie sul Gran Teatro del Barocco, articolata in 3 settori. Abbiamo tenuto fede soltanto alla prima parte, sono usciti 2 libri sulle capitali della festa, che costituiscono peraltro la più densa rassegna generale di tutte le regioni, di tutte le capitali della festa barocca, grazie a questa collaborazione di decine di studiosi ed enti coinvolti. L'Italia settentrionale si articola in grandi luoghi delle feste come il Piemonte. Qui come immagine simbolica questa nave festiva solca acque mitologiche, attestando il trionfo della primavera sull'inverno, un grande balletto per Madama Reale. Gli studi nelle varie regioni. A Piemonte abbiamo un grosso gruppo di ricerca, così pure in Liguria, a cura di Lauro Magnani. In Lombardia allora c'era Marisa Gatti Perer e poi i suoi successori, nel Veneto Margherita Azzi Visentini, in Emilia Romagna Mariella Bigozzi insieme alla Titti Matteucci ed altri studiosi. Queste ricerche hanno avuto esiti, per esempio nella festa della Porchetta a Bologna, in una grande opera di un mio allievo di Firenze-Bologna, anche con uno studio sistematico e messo informatizzato delle feste, artefici, temi, caratteri, eccetera. Il volume sui terreni centrali e meridionali, con immagini simboliche, tanto per rievocare i momenti di tutto questo. In alto una festa con un vulcano a Firenze, qualche anno prima di feste più recenti di un nostro Presidente della Repubblica che aveva creato, no, Presidente del Consiglio, scusate, Silvio I, che aveva creato un vulcano artificiale. Vabbè, potremmo viaggiare, ma preferisco passare avanti in questa rassegna, in questa galleria. Un volume era dedicato dell'Atlante del Barocco a Roma Barocca, col quale entriamo
in argomento, non senza ricordare questa mia restituzione di quei raggi di sole dorato che dovevano illuminare la fontana dei fiumi. È stato pagato un induratore a carissimo prezzo e c'era anche un pittore, Albatini, che era stato chiamato a dipingere la scogliera, credo in modo effimero. Quindi anche il monumento di travertino e di marmo subisce una inaugurazione effimera. Credo che queste pitture sul marmo fossero durate poco tempo, ma come sappiamo anche l'inaugurazione ebbe un carattere di festa. Nel 2006 abbiamo realizzato insieme a Portoghesi una grande mostra di Roma barocca, ma già prima, 10 anni prima, questo è stato ricordato da Moschini, in Palazzo Venezia una grande mostra presentava per la prima volta tutti gli elementi della festa straordinaria, anche con ricostruzioni tridimensionali, con apparati semoventi per riprendere e in qualche modo far capire anche tridimensionalmente e musicalmente lo sviluppo di questa tematica che, come abbiamo sentito, segna un tempo che è il tempo effimero, ma anche il prolungamento della festa. I due volumi del catalogo di Allemandi, come ha ricordato Moschini, si sono aggiunti i due grandi volumi del corpus delle feste a Roma, la festa barocca, che è stata un po', diciamo, il canto del cigno di Maurizio, il Settecento e l'Ottocento, che ho curato io anche qui con una bella schiera di ricercatori. Per capire un po' meglio, soprattutto per chi non è esperto come i relatori, rivediamo un attimo, ci concentriamo soprattutto sulle vicende di Roma, su quel fenomeno della festa come effimero di Stato, così l'ho battezzata nel 1980, cioè un'arte di Stato, un'arte di rappresentazione, un'arte che tende a dare una immagine del potere che si rispecchia in questi apparati e che propaga la luce attraverso questo specchio ai presenti nella festa, ma anche agli assenti, propagandoli l'immagine nel tempo attraverso le incisioni, attraverso i libretti. E questo appunto è uno dei temi importanti che è stato individuato molto acutamente dagli organizzatori del convegno. L'effimero di Stato, le feste papali si snodano in vari elementi, dalla conclave all'incoronazione, che sono, diciamo, il momento di partenza di un evento che viene sotto l'egida religiosa. Chi assiste ai cardinali nel conclave niente meno che lo Spirito Santo, la sapienza divina. Poi qualche volta l'ispirazione non è del tutto felice, non so perché, forse i cardinali non sentono bene con i consigli o non sono così interessati. E poi il trionfo, il possesso. La cerimonia del possesso è riferita al Papa, che come vescovo di Roma prende possesso della cattedrale di San Giovanni Laterano. Qui vediamo un percorso nel 1721 che si snoda da San Pietro in basso a sinistra, serpeggiando per la città, passando sul Campidoglio a destra al centro e poi negli archi nel Foro Romano, arriva infine nella cattedrale di Roma. Il corteo del possesso è l'esibizione sfarzosa dello Stato, ambasciatori, nobili, cardinali, vescovi, alti prelati, il clero, i caporioni e poi vari funzionari statali, municipali, le famiglie dei cardinali, dei nobili. E però ci sono anche la sfilata delle nazioni, come si diceva allora, i rappresentanti delle città che sfilano, o delle grandi monarchie che sfilano dietro ai segni dell'autorità, gonfaloni, stendardi, il simbolo religioso chiave, il tabernacolo dell'Eucaristia, che conferiva sacralità al corteo.
Questo trionfo si svolge non a caso nel segno di un revival della Roma antica, per affermare il primato di un monarca che si esercita non soltanto sui confini del suo Stato, ma sull'universo della Chiesa cattolica. Non a caso appaiono in apparati la rappresentazione dei continenti. Lo vediamo in alto a sinistra, questo disegno di una festa per il possesso di Innocenzo X, un tema che poi arriva nell'arte eterna, come sapete, nei fiumi della fontana di Bernini, che rappresentano i 4 continenti, le 4 parti del mondo, ma spesso il mondo appare sulla scena. Qui grazie a quel regista del Grande Teatro del Mondo che è Gian Lorenzo Bernini, che dedica quest'opera a uno dei suoi papi, amici fraterni, Clemente IX Rospiglioso. Siamo nel 1668, il primato della Chiesa si afferma nella mediazione che ha avuto per questa pace importantissima tra la Francia e la Spagna, e il mondo galleggia sopra le fiamme della guerra e poi della luce, della gloria di questo trionfo europeo. Ho scritto che le fasi di questo possesso riprendono i temi dei trionfi antichi attraverso 5 momenti, che sono l'extius in primo luogo, l'uscita dal Vaticano dopo l'elezione e l'incoronazione pontificia, l'adescensus, l'ascensione simbolica sul Colle Capitolino, che è il luogo dove terminavano i trionfi antichi. Dal Capitolio si discendeva, descenso nel Foro Romano, via Sacra, e poi il trionfo della Chiesa sulla sinagoga, qui risparmiamo per ragioni politiche, e poi l'adventus e introitus della cattedrale dove si compiva il possesso. Non c'è bisogno di sottolineare come tutto questo avvenisse nel segno degli antichi trionfi. A sinistra episodi delineati da Mantegna, a destra 2 affreschi sul Capitolio Trionfo di Paolo Emilio, in basso una festa popolare, i carri dei trionfi dei quartieri, dei rioni al tempo di Paolo III. Usciti dal Vaticano, il primo luogo deputato agli elementi della festa è il canale di Ponte. Tra gli estremi dell'uscita dal ponte, poi il bivio tra la via Papalis, quella che vedete in alto, la via, in quel tratto via del Governo Vecchio, che l'itinerario della via Papale avevo usato dal Papa nel processo, nel possesso. Arrivato a San Giovanni, poi ritornava indietro, ma seguiva un altro itinerario, è stato studiato a Maria di Madonna come via Mercatoria. In questa festa del 1513 i papi fiorentini si pongono all'avanguardia in questo inizio del Cinquecento per le loro invenzioni. La successione di archi trionfali era un omaggio alla Roma antica. Vediamo in basso una ricostruzione di Pirro Ligorio del ponte Elio, del ponte trionfale, degli archi trionfi, ma non indugiamo. Voglio dire soltanto che questo tema della successione di archi trionfali lungo questi percorsi di ingressi in varie parti d'Italia ed Europa riprende un tema antico. L'immagine centrale a sinistra è il Corso di Roma tra Porta del Popolo e il Campidoglio, sul quale in antico c'erano ben 4 archi più o meno trionfali o celebrativi. In basso analogo il caso di questa Roma veneta che è Verona, con il decumano attraversato da una serie di archi. In questa festa del 1513, questo è un battesimo dei grandi che collaborano al mondo delle feste. Qui con Maria di Madonna abbiamo attribuito a Baldassare Peruzzi questi 2 archi estremamente interessanti, il primo con una doppia esedra, con un movimento che prelude già al barocco, un secondo esempio con
questo arco trionfale, trasparente, che serve a far vedere quello che c'è al di là. Questi archi con colonne isolati designano, come sappiamo, l'arte di Peruzzi anche della pittura. Al centro, alla fine di questo primo tratto del cosiddetto canale di ponte, una struttura tridimensionale in chiave urbanistica che abbiamo legato, le ricostruzioni sono sulla base dei ricchi libretti, abbiamo potuto riconoscere l'impronta di due fiorentini, quasi sicuramente Antonio da Sangallo e forse anche lo stesso Michelangelo Buonarroti, che poteva partecipare come consulente a tutto questo. Nella storia dei trionfi romani abbiamo individuato due tipi diversi di archi, un arco che ho definito alla fiorentina, con la parte inferiore dell'arco e la parte sopra con un'epigrafe dedicata al pontefice o altri eventi, che è una reinterpretazione dell'arco di trionfo romano, che vediamo questo tipo in più tempi, 2 secoli e mezzo, le immagini arrivano fino al 1758. Gli altri due punti nel percorso sono il Campidoglio, e qui vediamo, adesso non possiamo entrare in merito, i percorsi di andata e ritorno tra San Pietro e il Vaticano, che comportavano la creazione di una serie di archi, ma anche l'assunzione nel percorso di archi veri della Roma antica, come l'arco di Tito e l'arco di Costantino. E c'è tutta una storia in cui il percorso della via papale è motivo anche per trasformazioni urbanistiche di Roma. Il rettificio iniziale da San Pietro, il rettificio della via Alessandrina, è un primo esempio di razionalizzazione di questa via papale, così come tra il Colosseo e San Giovanni Laterano, lo cosiddetto stradone San Giovanni Sisto V costituisce uno degli elementi di razionalizzazione. Adesso poi nel Settecento cambia tutto e diventa ancora più razionale usando i rettifigli di Sisto V e di Pio IV. Interessante anche le diverse modalità del trionfo papale, ovviamente legate alle condizioni del pontefice, che può essere bello vegliardo e va a cavallo da San Pietro a Laterano, oppure vecchio e stanco in lettiga o in carrozza, come la carrozza diventa il nuovo strumento dello status simbolo a partire dalla fine del Cinquecento. La salita sul Campidoglio, che è il momento del contatto con SPQR, con il Senato Sfogolusco romano, è un momento di creazione di un arco effimero. Il primo esempio conosciuto è questo del romano, un momento di creazione di un arco effimero. Il primo esempio conosciuto è questo del 1590, un disegno che abbiamo ricostruito e raddoppiato in qualche modo per opera di Giovanni Guerra, che è autore anche, in basso a sinistra, di un progetto analogo. Nel Campidoglio si cerca di collegare tra loro i Dioscuri antichi e sul Quirinale lo stesso, l'altro grande gruppo dei Dioscuri Quirinale. Il primo è un progetto di Giovanni Guerra, lo stesso che ha fatto l'arco per il possesso, e il secondo un disegno di Bernini per un grandioso arco fontana barocca. Si può dire che questo arco sul Quirinale costituisce in qualche modo un coronamento effimero della grande spazialità scenografica della piazza di Michelangelo, costituendo il quarto lato, non chiuso ma aperto, di questo percorso, e non aveva luogo soltanto per pochi giorni. Un elemento importante è il passaggio, la discesa dal Campidoglio nel foro romano tra i due archi di trionfo antichi. Il percorso viene solennizzato al tempo di Alessandro VII con queste ormate trionfali, ma soprattutto al centro del percorso il Papa viene celebrato dai signori degli orti farnesiani,
che sono i Farnese, che qui apparati settecenteschi, e che poi diventeranno i Borbone di Napoli, che hanno l'eredità dei feudi farnesiani. Punto d'arrivo l'atto finale del possesso e il congiungimento, le nozze mistiche fra il Papa, che è lo sponsus, o la Chiesa, che è la sponsa tra il Papa e la sua sede, la cattedrale. Se non entriamo in merito a tutto questo, voglio soltanto ricordare 46 anni fa in un saggio scoprivo, l'ho scoperto con l'occhio fotografico di chi entrava per caso in San Giovanni Laterano nel febbraio, che c'era uno straordinario gioco di luce. Io l'ho visto nei primi giorni di febbraio, poi sono ritornato la settimana dopo, era un po' tardi perché la luce era scesa, ma prima illuminava perfettamente gli apostoli. In questo luogo concepito il restauro dei Borromini, la ristrutturazione di San Giovanni Laterano, come celebrazione del luogo legato alla città celeste, alla Gerusalemme celeste, legato ai concili, legato anche alla storia dei giubilei, da cui sarebbe stato promulgato il primo giubileo del 1300. Al di là, diciamo, di questo effimero di Stato legato alla persona del pontefice e al suo attraversamento della città, elementi determinanti sono la festa delle 40 ore, lo spettacolare apparato durante la festa. Qui due sommi artisti, Carlo Rinaldi, di cui abbiamo parlato prima, e Pietro da Cortona, il primo a Gesù, il secondo a San Lorenzo in Damaso, forniscono la scenografia di questo evento di rappresentazione del buio e della luce, a celebrare l'episodio conclusivo della passione di Cristo in quelle 40 ore che vanno dalla morte, dalla sepoltura alla risurrezione di Cristo. Sono soprattutto i gesuiti a curare questi apparati monumentali illuminati da migliaia di candele, avvolti da musiche sacre. Questo del 1650 in particolare, fatto da Reinaldi, che è stato anche allievo dei Gesuiti, crea una prospettiva architettonica che poi culmina in questa gloria celeste. Il tempio doveva rappresentare il tempio di Salomone, e la proliferazione di colonne esprimeva anche il tema profano della reggia del sole dalle 100 colonne, secondo le metamorfosi di Ovidio. Questo lo ricordiamo anche all'interno di una storia che vede coinvolti grandi autori. Bernini è probabilmente l'ispiratore di queste 40 ore, di cui restano i disegni, le incisioni del Roccamora, e chiaramente si celebra un momento di trionfo della luce che ha i suoi riscontri nella grande arte barocca, nell'affresco di Baciccio, nella chiesa di Gesù, con l'irradiazione del nome di Cristo, o nella cattedra soprattutto. Ma per restare all'ambito reinaldesco, il capolavoro di Rinaldi si conclude con questa gloria d'altare, che non è opera sua, ma che compenetra i due massimi elementi della gloria barocca, il baldacchino di Bernini e la cattedra. Soltanto alle immagini per ricordare come accanto alla gloria della vita c'è anche la gloria della morte, che non è un trionfo della morte ma un trionfo sulla morte, e che poteva diventare occasione per teatro. Qui siamo all'inizio del Settecento. Carlo Fontana elabora il progetto per la celebrazione dell'imperatore Leopoldo d'Austria. Siamo nel 1700, Leopoldo I, siamo nel 1705, e vedete come
in questo caso, oltre alle arti che abbiamo visto finora, c'è qualche arte in più che coinvolge qualche senso in più. Il monumento guerriero con queste colonne coclidi ha anche dettagli estremamente interessanti. I disegni ci rivelano come in basso, in questo sovrano celebrato anche per le sue doti belliche, ci sono dei cannoni, vedete in basso i meccanismi che sparano incenso, quindi un profluvio che si unisce ai trionfi delle arti e della musica. Facciamo soltanto passare le immagini, ricordiamo come il mondo delle feste si coniughi con anche l'arte della città. Lo stesso Bernini è probabilmente consulente del Pidio Benedetti, plenipotenziario del re di Francia a Roma, per questo straordinario progetto della Scalinata di Piazza di Spagna, dominata dal monumento equestre del re di Francia, che chiaramente non poteva aver luogo in una città dove il Papa non poteva amare il sovrano, col quale si era anche scatenata una guerra, ma poi si è costretti a celebrare sontuosamente la nascita del Fino di Francia. Nasce nel 1661 e a Roma ci mettono svariati mesi per elaborare questo progetto colossale, una delle opere più straordinarie mai create nell'effimero barocco, dove anche qui si esercitano tutte le arti e anche arti marziali, e qui all'aperto c'erano anche salve di artiglieria per creare il rumore della guerra, che poi alla fine era vinta dalla pace. Questa è l'allegoria del Fino che si eleva nell'alto della montagna. Questa montagna è una sorta di vulcano, un Vesuvio, un Etna che erutta fiamme, e nelle fiamme precipita la discordia vinta dal trionfo della pace. Ho tentato di ricostruire tridimensionalmente questo apparato, che è fatto per il punto di vista dal basso, dalla fine di Via Condotti. Qui a sinistra vedete i palchi realizzati in modo effimero in vari livelli, destinati al pontefice, alle autorità, e da questo punto di vista l'opera ha la sua unità complessiva, ma in realtà poi chi si avventura lungo questa montagna artificiale scopre la complessità di questo apparato, che ho ricostruito con una serie di arti diverse, l'architettura e l'ingegneria dell'effimero, ma anche la pittura, nella preparazione di questa parte finale con la gloria del Delfino, che vedete, secondo la mia ricostruzione, deve essere una pittura addossata alla chiesa di Trinità dei Monti, e con una proliferazione e moltiplicazione di tecniche che fanno pensare proprio anche alle arti dell'effimero dell'interno. In basso la ricostruzione di questo punto di vista dai palchi di Via Condotti, in cui si traguarda al di sopra della montagna questa pittura. In alto invece ho evocato un'opera di Padre Ponzo della chiesa dei Francescani di Vienna, dove questo punto di vista da lontano crea un'immagine unitaria, alla quale però concorrono le diverse arti. Vedete, avvicinandosi l'architettura, la scultura, la pittura illusionistica al servizio dell'occhio. In un primo progetto Bernini aveva pensato a due grandi colonne d'Ercole, e qui esempi delle montagne di fuoco nelle feste precedenti a Roma. Qui siamo per l'imperatore Ferdinando nel 1638, ma Bernini racconta e ha dei sogni incredibili. Durante il viaggio in Francia nel 1665 rievoca a Re e a Chanteloup, ascolta il suo racconto, che aveva progettato niente di meno che un piccolo sogno di portare la seconda colonna, la colonna pariana, in piazza Colonna, per dare più armonia alla piazza, aveva la colonna in modo di simmetro, e anche per creare un significato nuovo. Le due colonne, come sapete, sono
le colonne d'Ercole, le colonne di Salomone, e questo per spiegare a Luigi XIV, che vediamo a cavallo del bozzetto di Bernini, deve spiegare che questo è un tema imperiale ed erculeo per eccellenza in progetti che Bernini aveva fatto per il Re Sole. Un tema per finire, la nave della festa, qui le esegue di Carlo V a Bruxelles, e qui i collegamenti con il non plus ultra delle colonne d'Ercole, che diventa plus ultra grazie all'impresa di Carlo V. È un tema che Bernini riattualizza per il Re Sole, mettendo 2 Ercoli ai lati del suo progetto per il palazzo di Re Sole, su 2 montagnole che sono 2 montagne di Gibilterra e della montagna accanto africana, rievocando la grande pace dei Pirenei, che era stata celebrata sempre con le 2 colonne. Più di 50 anni fa ritenevo che il progetto di Bernini per mettere le 2 colonne non fosse soltanto per le 2 colonne affiancate, come ho fatto vedere precedentemente, ma anche perché era una piazza colossale, che qui vediamo in questo fotomontaggio con le 2 colonne messe in diagonale su questa che diventa una sorta di piazza Navona, non più la piazza dei Corte dei Panfili, ma la piazza dei Chigi, con al centro un progetto di fontana che rievocava quella chigiana. Sono idee che poi vengono tradotte nel tempo effimero. Qui la festa della nascita del Filo di Francia nel 1729, che riprende, ritornando alla Corte Panfila da cui eravamo partiti, questo tema delle colonne affiancate, qui dedicate alla memoria dei re di Francia, San Luigi IX e Luigi XIV. Sono temi che solcano tutta la storia delle arti a Roma. Qui in basso nell'ordine l'emblema di Sisto V con le 2 colonne, e per finire fino al 1814 circa, quando Valadier inventa questa sistemazione della piazza Scorsacavalli, ritornando a questo progetto berniniani. E finiamo con una carrellata di immagini sulle acque delle feste, che sono acque reali come l'Arno, su cui si svolge l'Argonautica, oppure acque finte, con la riproposizione di finti fiumi e finte navi nel mondo della scena. Giulio Parigi, poi sentire teatro sulle feste fiorentine, un'altra macchina navale per fuochi d'artificio, ovviamente il Teatro Maggiore con le sue strepitose imbarcazioni a Venezia, qui feste 1668-1709, ma anche l'altra Repubblica Marinara di Genova, un padiglione di Nettuno, il Signore dei Mari, per una festa da ballo nel 1716, e qui in omaggio agli amici francesi, come sapete, ho potuto attribuire a una derivazione berniniana questo progetto in basso per una festa sulla Senna, data la presenza del motivo delle 2 colonne trionfali. E terminiamo nel segno di quello che è stato evocato, il tempo della festa che va al di là della festa nella sua continuità. Arriviamo addirittura in quella che era allora la capitale del mondo, Londra, con la festa per la pace a cura del Duca di Richmond nel 1749, con musiche di Handel, i Fireworks di Handel, che costituiscono, diciamo, un capolavoro musicale in margine a una festa. Era allora 1749, la festa per Giorgio II, con un'orchestra che comprendeva 24 oboi, 12 fagotti, 9 corni, 9 trombe, 6 timpani e molti tamburi.
E lì è molto importante anche la presenza di uno straordinario architetto fiorentino, Servandoni, che si è formato anche a Roma, che non a caso attivo in molte corti europee. E il fuoco d'artificio finale al quale ho assistito qualche anno fa era quello sempre sul Da Vinci per il 60° di Elisabetta. Grazie per l'attenzione. Questo bel panorama delle feste, non soltanto romane, ma anche ricordando che anche Firenze è stata importante anche nelle origini di queste feste, anche nei giardini. E questo mi ha molto interessato anche il tuo ricordo che la festa crea con la musica un paesaggio sonoro e non soltanto visivo, questo che mi sembra molto importante. La funzione della musica nella festa. È sempre difficile far lavorare storici dell'arte e anche specialisti di musica, però ogni tanto si riesce. Anche i percorsi festivi, hai ricordato come ricreano lo spazio urbano, questo. Poi hai fatto una carrellata su queste avventure editoriali con tutto questo materiale che hai reso disponibile, e questa grande mostra del 97, i cataloghi che rimangono tuttora libri di riferimento. Poi hai parlato dell'effimero di Stato, sottolineando particolarmente il possesso e i suoi elementi. Mi permetto di aggiungere una cosa: hai detto che il possesso, come si dice sempre, è la presa di possesso del vescovo di Roma. Questo ovviamente va a San Giovanni in Laterano, attraversa tutta la città, ma anche è la presa di possesso della città di Roma e del potere civile sulla città. Dunque quello che ricorda, e hai sottolineato come il corteo comporta tutte le autorità della città, e dunque ricorda benissimo il doppio potere del sovrano pontefice. Dunque è un cerimoniale, un rituale molto complesso. Questo. Poi sì, hai parlato delle feste di Stato, delle feste religiose anche, che è una cosa che mi ha sempre colpito, che gli elementi e gli apparati per le feste religiose o le feste civili, diciamo, in tutti i casi ritroviamo gli stessi elementi, gli stessi artisti, gli stessi elementi, però utilizzati in modo diverso per oggettivi diversi. E questo ci hai sottolineato tutto, e finendo, sì, posso dire una cosa, che hai parlato dell'acqua e delle feste legate all'acqua, però hai visto, non hai mostrato niente su Roma, perché Roma torna, non ci sono delle feste ufficiali sul Tevere, salvo da quello che conosco, nel 1638 per la nascita di quello che sarà il re Luigi XIV, dunque fatto da un francese, dall'ambasciatore francese. Per le altre feste ufficiali non ci sono sull'acqua, ci sono alcune feste popolari d'estate, però grandi feste ufficiali no, e questo è molto diverso di Parigi, per esempio, come hai finito. E grazie anche di finire con la musica e con questa festa inglese.